Buona giornata e benvenuti, bentrovati, appuntamento ancora una volta con il mondo dello sport, www.venetoglobe.com, la nostra web tv. Vi ricordo che ogni sera 19:40 circa siamo in onda sul digitale terrestre grazie a Caffè TV24, l'emittente del Nord Italia, che per quanto riguarda le nostre zone, o meglio il Veneto ed il Friuli Venezia Giulia, potete ricevere e vedere sul canale 95 Caffè TV24. Preparazione di tutto, comunque venetoglobe.com. Il campionato europeo di pallavolo femminile entra nel vivo questa sera, perché dopo aver vinto per 3-0 tutte le gare fino ad ora, adesso tocca alla formazione di casa. Si aspetta un tutto esaurito a Lodz, dove gioca appunto l'Italia, e allora staremo a vedere. Si gioca contro la formazione di casa, che è capitanata, guidata in regia da una pantera, Aja Volos. Sarà, pensate, uno scontro tra ben 7 pantere in campo. Nel basket nazionale invece l'Italia va così così, insomma ha perso tutte le amichevoli pre-mondiali. Ci si augura solo che sia un biglietto da visita che possa essere cambiato, mutato improvvisamente da quando si giocherà sabato per il debutto contro le Filippine. Sempre per la pallavolo di cui parlavamo prima, ha presentato il calendario anche della Superlega maschile, che al via avrà anche Padova e Verona tra le venete, con una prima giornata il 20 ottobre con Padova in trasferta a Modena e poi Verona in casa contro Sora. Il calcio che vive naturalmente, per quanto riguarda la Serie A, la massima serie, momenti ancora di calciomercato legati ancora una volta ad Icardi, alla Juventus, ai grandi bomber che sono arrivati. È arrivato Sanchez nell'Inter, e un Inter che si colora sempre più di una voglia di fare suo lo scudetto. Di mezzo ci sono però la Juventus e il Napoli. Per quanto riguarda la Serie B, le venete, le friulane le osserviamo da vicino. Da notare l'orgoglio della vittoria del Pordenone lunedì sera contro il Frosinone. È un Pordenone che si continua ad allenare sui propri impianti per prepararsi a queste partite, che saranno per il momento tutte in campo esterno, diciamo così, in attesa, lo ha già detto e lo ha già promesso il presidente Lovisa, di uno stadio nuovo a Pordenone. Coppa per quanto riguarda la Serie D, con il Montebelluna che ha passato il turno domenica ai rigori e ha continuato e ha cominciato a prepararsi per l'esordio in campionato di domenica prossima contro l'Adriese di mister Tiozzo. Ieri presentazione dei calendari 2019-2020, dall'eccellenza alla promozione, alla prima e alla seconda categoria. Campionati che partiranno l'8 di settembre, come saprete. Anche quest'anno il nostro campionato di riferimento sarà quello di eccellenza, che seguiremo con servizi, interviste, telecronache per tutta la stagione. Allora andiamo a vedere quali sono le partite che vedremo. Scusatemi perché abbiamo il foglio sbagliato, eccolo qua. Allora, per l'eccellenza, girone B, Istrana San Donà, questa è la prima giornata, Spinea Calvinoale, Lia Piave Liventina, Montello Real Mortellago, Union Pro Porto Mansuè, Union QDP Robeganese, Union San Giorgio Libano contro Porto Gruaro, Vittorio Veneto contro Eclisse Careni Pievigina. Allora, qui c'è un derby tra Vittorio Eclisse e Careni Pievigina. L'Union QDP affronta subito una straniera, diciamo così, fuori dalla provincia, la Robeganese. Il Porto Gruaro inizia nel Bellunese. Porto Gruaro, insieme al San Donà, è una delle squadre favorite per la corsa finale di questo campionato. In promozione ricordiamo intanto che a Treviso è stata presentata ufficialmente la squadra in piazza, vicino a Piazza dei Signori, in Piazzetta Moro. C'era il presidente Luigi Sandri, e prima di vedere il calendario andiamo a sentire il presidente. È un anno importante anche per lei, presidente. Sì, la prima considerazione che faccio rispetto a questa domanda della piazza, dico che io vengo da un paese che è il mio paese, ma sono nella città che è la mia città, per cui devo dire, Treviso è la mia città.
È un Treviso che torna a nascere, ci ha messo il sindaco, ci ha messo la faccia, ce l'ha detto prima, era importante tutto ciò, una società seria, i tifosi che stanno dicendo beh speriamo che sia l'anno giusto, c'è un po' di pressione comunque, si sente? Sì, diciamo che noi abbiamo lavorato alacremente in questi 2 mesi e mezzo per creare un qualche cosa di stabile e abbiamo sempre proceduto a fari spenti per 2 motivi. Il primo, perché crediamo come gruppo di persone nel fare piuttosto che nei grandi proclami, e in secondo luogo perché comunque noi abbiamo lavorato in concomitanza con la presenza di un'altra squadra che si chiamava Treviso, e per nulla togliere la scena e le attenzioni a quello che c'era prima, noi appunto usciamo allo scoperto in questo frangente. Uscite allo scoperto, vi aspettano un po' tutti, ne avete avuto la prova, dicevo prima, a Feltrin, proprio a Vazzola, e sarà così per questo campionato, immagino. Sì, questa è la logica dello sport in generale, del calcio, nel senso che le piazze, diciamo così, provinciali o comunque più piccole tendono a far bella figura. Perché? Perché far bella figura con la piazza più ambita dà anche visibilità, e quindi noi sappiamo che sarà una finale ogni partita. Quando usciremo incontreremo i nostri avversari. È da dire che comunque noi abbiamo i mezzi per poter fare un campionato da protagonisti. L'importante è che i nostri ragazzi e anche l'ambiente rimanga sempre carico e mantenga i ritmi e le priorità che ci siamo dati proprio per provare ad arrivare fino in fondo in maniera da protagonisti. Presidente, viene da uno stadio con un nome altisonante, Gipoviani, ma ne trova un altro, l'Omo Bonotenni, che ha una tradizione e ha un valore. Chiedevo al sindaco, è stato pulito, stanno sistemando, è un altro bel biglietto da visita. Sì, direi che io ho avuto la visita anche al Gipoviani quest'estate, all'inizio dell'estate, di alcuni dirigenti che gravitano nel calcio professionistico, e quando hanno visto l'impianto nella loro, diciamo così, nella sua vetustà, però mi hanno fatto i complimenti, perché si vede che è un campo vissuto, che è un impianto vissuto e anche nello stesso tempo però ben tenuto. E con la stessa politica, con la stessa priorità e peculiarità faremo anche del tennis, diciamo così, una bomboniera del calcio. Questo Sandri, il presidente del Treviso Academy, come ci diceva ieri Feltrin, 40 minuti di occhio contro occhio, diciamo così, con i giocatori dopo la sconfitta di Vazzola, 40 minuti negli spogliatoi prima di iniziare la nuova settimana. E allora saranno partite tutte impegnative. Il Treviso inizia a Vedelago contro il Vedelago la prima giornata. È una prima giornata del girone D che prosegue così: Marcon, Città di Caorle, Cavarzano, Tre Baseleghe, Conegliano 1907 contro l'Ovis Spresiano, Fontanelle, Fossalta di Piave, Godega, Villorba, Noventa, Ponzano, Vazzola, Opitergina e, come detto, Vedelago, Treviso Academy. La TVB De Longhi, stiamo parlando di basket, vi ricordo che si è alla ricerca ancora dell'ultimo straniero per quanto riguarda il roster da chiudere, e adesso è un po' tutto pronto per quanto riguarda le amichevoli da svolgere, da fare. Vi ricordo che la stagione partirà, anche se un pochino strana, a metà settimana, il 25 settembre, come tradizione, tutto preceduto dalla Supercoppa a Bari il 21 e il 22 settembre. Intanto la TVB è in ritiro a Domegge e ci rimarrà fino al 30, quando disputerà l'amichevole contro Mantova, poi un'altra amichevole il 4 settembre a Pieve di Soligo contro la Reyer Venezia, i campioni d'Italia. Parliamo di femminile adesso e parliamo di Serie A2 basket femminile. Il Ponzano ha iniziato il suo raduno il 19 agosto con la prima amichevole contro il College americano dell'Oregon, sconfitta per le ragazze di Campagnolo, ma sconfitta che si sapeva, 106-45. Il 6 settembre al Palacicogna di Ponzano contro la Libertas Udine, seconda amichevole, poi il 14 settembre a Domegge contro il Mestre, terza amichevole, ed infine il campionato al via il 28 settembre. Cominciamo a conoscere anche le ragazze, le nuove, e la capitana. È stata nominata capitana Giulia Brotto e allora è ai microfoni di Matteo Valente. Confermo che l'entusiasmo è alla base di questo primo giorno
di allenamento, di ritrovo, una squadra giovane che non poteva capitare al momento migliore dopo la salvezza sudata della scorsa stagione. È una squadra giovane e con degli innesti però anche di esperienza che sicuramente saranno fondamentali per riuscire a trovare un'amalgama quanto prima. In questa squadra ci sono tante ragazze giovani a cui insomma il tuo ruolo di capitano, per il quale il tuo ruolo di capitano sarà fondamentale, ma dovrai e potrai condividerlo con una giocatrice del calibro di Benedetta Bagnara. Sì, sono veramente molto onorata di questa cosa, di sicuro anche lei sarà fonte di miglioramento per me vista la sua esperienza, e non ho dubbi in realtà sulle ragazze, perché già da questo primo impatto mi sembrano ragazze vogliose di migliorare, di esserci, e mi sembra che l'emozione sia anche un po' comune. Bene, da domani cominceremo a conoscere anche qualche nuovo acquisto in casa Ponzano. In Serie B maschile, la Ruker San, ve ne abbiamo parlato l'altro giorno, vi ricordate, con Mian, il tecnico che vedete in questa immagine, ci si sta allenando, inizio fissato il 19, quindi allenamenti dal 19 e poi, anzi dal 16 di agosto, e poi prima amichevole che si terrà domani sera alle ore 20:30 al Palasystem di Saccon di San Mendemiano contro lo Jesolo. Lasciamo il basket e passiamo al volley femminile. Questa sera grande gara per la nazionale italiana, infarcita e riempita di pantere in campo, sia da una parte che dall'altra, perché c'è anche Aja Volos nella formazione polacca che questa sera affronta l'Italia. Ma noi rimaniamo con i piedi per terra, rimaniamo con i piedi a San Pietro di Feletto, a Rua di Feletto in palestra, dove continua l'allenamento delle 3 pantere che sono agli ordini di Alessio Simone e del suo staff. Sono Fersino, Botezat e Gennari. Oggi tocca a Fersino, il secondo libero. Fersino, oggi comandi tu. Comando io, diciamo che appunto essendoci qua stata lo scorso anno conosco già un po' lo staff tutti, oggi ci siamo riuniti, siamo in 3 in tutto e siamo cariche per iniziare gli allenamenti, siamo in poche, però è giusto iniziare subito a lavorare per raggiungere dopo le altre. Un po' diverso, no? Questo raduno, almeno l'inizio. Domani arriverà il San Donà. Sì, domani arriveranno le ragazzine del San Donà a darci una mano e appunto 2 volte a settimana avremo comunque la possibilità di lavorare noi 3 da sole per fare un po' di gruppo e anche lavorare tecnicamente insieme, mentre con le altre ragazze invece fare un po' di gioco e appunto riprendere il campo. Sei rimasta nonostante ti dessero in partenza? Sì. E ovviamente io sono felicissima appunto di essere rimasta qui a Limoco e, come ho detto sempre, per me è una grande opportunità e mi ritengo davvero fortunata di far parte della squadra. Senti, l'anno scorso scusami, è stato l'anno delle prime volte per te, no? Tante emozioni, tante soddisfazioni, tanti trofei. Quest'anno invece con che obiettivi ti affaccia questa nuova stagione? Beh, come lo scorso anno sono carichissima e rispetto allo scorso anno so un po' a cosa andrò incontro, però sicuramente proverò le stesse emozioni, quindi gioia e emozioni davvero difficili un po' da spiegare. Il bilancio di cui parlava Matteo, cos'è? Di una battuta sbagliata e basta? Speriamo bene anche quest'anno. Mi raccomando. Dalla tua esperienza 2 anni fa, quest'anno andrete addirittura a giocare il mondiale per club, te lo aspettavi? No, di certo no, però appunto come dico essere qui comporta anche grandi responsabilità e sarà una bella battaglia, ecco. Sappiamo per filo e per segno cosa hanno fatto praticamente tutte le tue compagne quest'estate, ma la tua estate? Io quando ho finito con l'Imoco sono andata un mesetto con la nazionale e poi dal 1° di luglio sono tornata a casa mia a Chioggia e mi sono goduta un mesetto di relax con gli amici, famiglia. Bene, questa Fersino, il secondo libero della formazione dell'Imoco Volley Conegliano. Lasciamo il volley e passiamo al Benetton Rugby. Benetton Rugby c'è poco da dire perché si stanno allenando alla Ghirada, che tra l'altro vede il ritorno degli inglesi, ma c'è poco da dire, vi dicevo, perché si stanno allenando solo coloro che hanno qualche infortunio leggero e che stanno recuperando. C'è invece tanto da dire sul nuovo look della formazione trevigiana. I leoni hanno queste magliette.
Non male, no? Direi questo nuovo look dei leoni. Con queste immagini e con le immagini nel monitor appunto dei leoni ci congediamo da voi e vi diamo appuntamento. A domani!